Renato Brunetta, Adriano Paroli, Lorena Milanato da Venezia, Michele Zuin giocano in casa a Padova, Eleonora Mosco e Nicola Lodi, seduti l'uno accanto all'altra. L'occasione, la narrazione della 2 giorni convocata a Mestre per il 13-14 ottobre, Stati Generali del Veneto di Forza Italia, al centro il referendum del 22 ottobre. Che è il referendum di Forza Italia, noi vogliamo più autonomia, più risorse da dare ai governi locali che le sanno utilizzare meglio dello Stato. Noi diciamo addirittura che non si devono fermare questi referendum al Lombardo-Veneto, ma si devono estendere a tutta Italia e tra l'altro a geometria variabile, consentendo alle singole regioni di fare altrettanti referendum sulla base delle loro esigenze. Alle 10 di sabato 14 previsto anche l'intervento di Silvio Berlusconi, un modello di consultazione popolare da esportare in tutte le regioni il referendum, da calibrare a seconda delle esigenze. Dove l'autonomia locale funziona, più margine alla regione, dove invece arranca spazio allo Stato. L'occasione per ribadire a chiare lettere all'alleato Lega Nord quale sia il ruolo della compagine azzurra. La nuova Forza Italia si candida ad essere il centro della vita politica in questa regione, ma soprattutto la forza governante e determinante nel centrodestra.